Rainbow Diversamente Radio. La voce di chi non ha voce. Benvenuti su RDR Sardegna. L'intervista di oggi è dedicata al colonnello Luciano Secchi, che ha composto parole e musica di Dimonios. Ascoltiamo gli speaker Simone Mele e Monica Mura. Conosci Dante Tangiano? Sì, è un mio caro amico, eravamo colleghi e ci unisce la passione per la musica e l'amicizia. Ci troviamo spesso assieme, dunque lo conosco, sì. Quali progetti hai realizzato con lui? Ma ci siamo incontrati varie volte a suonare in vari posti della Sardegna. Lui ha rifatto Dimonios anche con le Launeddas e ultimamente siamo stati assieme a presentare Dimonios e lui a presentare dei suoi brani in un posto meraviglioso, in una caserma e poi in altri posti a Milano. Ci siamo trovati da poco a Milano. No, lui suona le Launeddas e io lo ascolto. Sì, noi cantiamo, io canto e lui suona. Conosci Gianni Mattu? No, non lo conosco, non lo conosco. Cosa ha fatto nascere in te questa passione nello scrivere? Ma io da piccolino scrivevo sempre qualche cosa, diciamo ero sempre con la penna in mano e me lo sono portato anche da grande alle medie, al liceo. In matematica ero ultra scarso, però in italiano prendevo dei voti altissimi perché mi piaceva scrivere. Immagina che a volte quando la professoressa al liceo classico, io ho fatto il liceo classico, dava dei temi, io non facevo il tema ma scrivevo una poesia anche in lingua sarda e avevo sempre dei buonissimi voti. Dunque è da sempre che mi piace scrivere. Ti ho preso anche 10 lode? No, 10 lode non l'ho preso mai, però al liceo classico negli anni 70 già prendere 8 era tanto. Wow. E sei stato anche promosso? Sì. E quanti punti ti hanno preso? Sufficiente? No, almeno in italiano ero ottimo. Negli altri ho detto, in matematica un po' di meno, in matematica un po' di meno. Piaceva la... Non è che non ti ha bocciato? No. A me mi ha bocciato 2 volte e poi sono stata promossa. Ah, bene, vedi, evidentemente dopo hai studiato e... Ma io a scuola dell'altro facevo sempre la monella, cacciare la vostra vedi. la bagna, vedi, allora perché facevi monella? Era monella. Hai visto, ma non perché non studiavi. No. Il tuo sogno nel cassetto? Ma il mio sogno nel cassetto, vabbè, ne ho tanti, però siccome questo cassetto lo sto riempendo da tanto tempo, non so quando riuscirò ad aprirlo. Il mio sogno nel cassetto è vivere serenamente e basta. Non ho tanti sogni particolari. Qual è stata la tua felicità più grande? Ma momenti felici nella vita ce ne sono tanti, come ci sono tantissimi momenti tristi, però se devo fare una scala di valori dal momento, ce ne sono stati tanti momenti felici anche nella mia vita e moltissimi, forse di più tristi, però uno dei momenti che mi hanno reso più felice, dato che mi state intervistando per Dimonios, ecco, allora vi dico una cosa particolarissima, strana, la lascio, ecco, alla vostra emittente
radiofonica è una cosa che non tutti sanno, quasi nessuno sa, anzi. Mi state intervistando su Dimonios e questo brano che mi ha dato tanti momenti felici, ma me ne ha dato anche tanti molto, molto brutti, anche oggi. Però ecco, voglio raccontare questo. Sappiate che nella vita non sono le cose che valgono come soldi, che hanno un valore. Il valore ce l'hanno magari le cose che non contano niente per gli altri. Un giorno ecco, adesso iniziamo il racconto. Un giorno ero al supermercato mentre facevo la spesa e mi telefona mia figlia, dice: babbo, tutto cosa c'è? Sentivo la voce un po' strana, credevo fosse successo qualcosa. Ho detto: dimmi cosa è successo, cosa c'è? No, niente, dice. Non so se hai modo, dice, di vedere da qualche parte. Ho detto: no, guarda Laura, ho detto, sono al supermercato. Ah, dice, perché in televisione stanno parlando di te. Ho detto: Laura, ho detto, quando rientrerò a casa vedrò. Cosa era successo? In una trasmissione sulla Rai 1, non una trasmissione così, era una trasmissione che andava in onda tutti i santi giorni, e la conduttrice aveva in studio una coppia, erano marito e moglie, abbastanza anche, diciamo, giovani, di mezza età, ma giovani, e la conduttrice, appunto, mi sembra che si chiamasse Eleonora Danieli, no? Intervistava un signore che era lì e raccontava, dice, di un fatto della vita, dice, che stranissimo. Mentre era al lavoro, stava per uscire dal lavoro e finire la sua giornata lavorativa, sentì un fortissimo dolore alla testa e cadde per terra. Non c'era più nessuno, meno male, anzi c'era solo una persona che stava per chiudere tutti gli uffici, lo vide per terra e lo fecero ricoverare. Era una bruttissimo colpo al cervello e non riprese più conoscenza. Questa persona venne ricoverata e guarda caso venne ricoverata in un reparto di lungodegenza dove si doveva stare lì per mesi e mesi, e così successe. I familiari andavano tutti i giorni a trovarlo. Infatti il dottore disse, il medico curante disse: fate una cosa, cioè, abbiate solo la speranza, perché dice è devastante quello che gli è successo, abbiate solo la speranza che si possa attivare almeno una parte del cervello con una stimolazione. Stimolatelo, parlategli, cantate, fate quello, raccontategli le cose che a lui piacevano e così via. Il figlio si ricordò una cosa e andò per vari giorni a casa a provare una cosa, poi la portò al padre. Cos'era questa cosa? Parlo di un signore di Pavia, non sardo, che non conosce la nostra lingua, che non conosceva niente, però aveva questa grandissima passione per Dimonios, l'inno della Brigata Sassari, e ce l'aveva nel telefonino. Il figlio, per 2 o 3 giorni, metteva tutto volume Dimonios vicino all'orecchio del papà, del padre. Dice: io provo con queste, cioè la cosa che gli piaceva di più. Un giorno la moglie, le figlie, il figlio vanno a trovare il padre e trovano in corsia un movimento strano, un movimento particolare, tutti i medici che entravano, che uscivano dalla camera, che correvano, infermieri che correvano da una parte all'altra, e lì dice: ecco, babbo non c'è più. Si sono quasi rassegnati a vedere tutta questa cosa. Invece entrano nella camera e vedono il loro babbo, il loro marito, che sorrideva
e parlava con loro. Quello che i medici avevano preventivato come una specie di miracolo, dice almeno solo una parte del cervello, invece lui si è risvegliato completamente, gli era stato talmente forte questa cosa che lui parlava e sorrideva. Cos'era stato? Aveva sentito a tutto volume quella mattina l'inno della Brigata Sassari messo sull'orecchio. Come l'ha sentito, ha aperto gli occhi e ha iniziato a parlare. Era lì in studio, camminava benissimo, parlava benissimo senza incespicare nelle parole, si sentiva molto bene. Dice, dopo vari mesi, certo, non subito, ma dopo vari mesi ho ripreso la mia vita particolare e sono venuto qui per testimoniare questo, che senza questa musica, che in quel momento io l'ho sentita come una spada che mi entrava nel cervello e mi ha fatto risvegliare. Ecco, lo lascio a te, a Simone, a tutti voi. C'è qualcosa di più bello e che ti rende felice di questo? Non credo che ce ne siano. Cioè, quando tu sai che qualcosa che tu hai scritto, qualcosa che tu hai fatto è servita a qualcuno per la sua salute, ecco, io non credo che ci sia una cosa più bella di questa. È stato un momento di felicità per me, di estremo valore. Ecco. Conosci RDR Sardegna? RDR Sardegna la conosco adesso, però la conoscevo da qualche tempo, perché me ne aveva parlato Dante Tangianu tramite la vostra direttrice, chi vi segue, che è Anna Chiara. Dunque me ne aveva parlato Dante e io ho accettato con grandissimo entusiasmo di venire a trovarvi. Ringraziamo Luciano e tutti gli ascoltatori per aver partecipato alla nostra puntata RDR Sardegna. Da Alghero vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Non mancate un abbraccio da Simone, Monica e Luciano. Ciao, 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 ciao. Rainbow Diversamente Radio. La voce di chi non ha voce.